Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietta Veneziana. Oggi vorrei rispondere alla mia amicizia che mi fa una domanda un po' particolare per via del discorso che è una vicina che insomma è un pochettino noiosa e sta influenzando in modo importante la sua famiglia, al che anche il figlio ha dei problemi ad andare a scuola. Ma prima di iniziare questa pillola vi ricordo di iscrivervi al canale di Marietta Veneziana, di legarla chiaramente, di venirci a trovare i nostri gruppi social, anche in Face, i link sono sotto qui in descrizione. Vi ricordo che stiamo rilanciando un gruppo che avevamo un pochettino trascurato e poi vi ricordo anche di iscrivervi, come si suol dire, a Telegram, i link sono sotto qui in descrizione e abbiamo anche il sito capitano.artevista.org dove ci sono più di 20 ebook con le istruzioni per poter capire come utilizzare i circuiti radionici quadranti radiostridenti. Sono stati scaricati più di 150.000 ebook. Praticamente il Marietto ha dato più di 2 milioni, il Marietto veneziano ha dato più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici all'umanità. Bene, abbiamo anche nel sito capitano anche una sezione shop a pagamento dove ci sono dei servizi importanti. Parliamo un po' di questa situazione che si è verificata a casa di questa famiglia che la nostra amica, una certa Marinella, ci ha sottolineato. Leggo la sua domanda. Purtroppo ho un caso, una situazione bruttissima a causa di una vicina che insidia mio marito, causando forti tensioni e discussioni che si stanno ripercuotendo su mio figlio, il quale sta trascurando gli studi universitari. Come posso allontanare questa persona dalla nostra famiglia? Bene, questa è una domanda importante perché sono situazioni che chiaramente inficiano un po' tutto il lavoro che si è fatto. Allora, voi dovete capire che quando si arriva a questi punti vuol dire che c'è sempre la metafora della stalla, no? La stalla bisogna curarla quando è bella grassa, le vacche sono dentro, perché quando le vacche sono scappate poi succedono delle situazioni veramente impegnative e dopo si incomincia a pensare ai propri errori, alle proprie ambizioni, alle proprie noncuranze e perché è successo. Allora, prima di arrivare a questo livello bisogna, in un certo senso, fare dei riti propiziatori. E voi mi direte, perché bisogna farli? Lo stesso motivo per cui le fanno le chiese di Stato, che da 2000 anni mettono lì la popolazione ogni santa domenica a ritualizzare. Oppure prendono le persone anziane e gli fanno fare il rosario. Questo per rinforzare la propria stalla. È un senso metaforico, chiaramente. Quando invece la situazione è andata fuori controllo perché non si era avuto la conoscenza o la fortuna di incontrare qualcuno che ti spiegasse certi meccanismi, perché ricordatevi, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Allora a questo punto qui bisogna essere chiari, tutto costa e bisogna partire con dei lavori importanti. La prima cosa che si fa la pulizia radionica approfondita, in cui si pulisce la famiglia, il marito, i figli e tutto, per togliere tutti questi legami perniciosi. Poi chiaramente si può lavorare con un allontanamento che può durare come minimo dai 3 ai 9 mesi e poi si fa un rito propiziatorio nel frattempo, un allontanamento fra la persona che insidia e poi si fa chiaramente un rito propiziatorio più volte in 9 mesi, perché lasciate stare quelli che in 28 giorni vi fanno camminare sull'acqua o risuscitano i morti o vi portano giù la settima o la nona, come si dice, i salti quantici, il quinto piano, lasciate stare quelle cose lì. Bisogna fare le cose con testa, perché chi oggi non le fa con testa domani piangerà. Ho già fatto delle pillole al riguardo. Quindi pulizia, allontanamento, rito propiziatorio per rinforzare la famiglia. Questo anche quando si sta bene. Quando si sta male il lavoro diventa 10 volte più difficile.
Capito, Marinella? Questa è la prassi, è il minimo, è il minimo. Lo fanno le chiese di Stato da 2000 anni, figuriamoci, eh? Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato. Alla prossima, ciao.